Eccolo! Buongiorno a tutti. Sono le 4 e noi stiamo andando al Mugello. Francese! Guarda! Regar! Oddio Lorenzo! Fuck Lorenzo! Quando c***o penso! Vecchio c'era! Sì, zio Billy! Ok, gara Moto 2 finita. Un commento a caldo, Bembe, cosa ne pensi di queste modi? Fantastica. Fratelli d'Italia, l'Italia se ne sta. Oggi voglio portarvi la mia esperienza di guida all'interno di uno dei simulatori di Formula 1 più realistici di sempre. Eccoci qui, gara finita. Bembe che è Amerigo Vespucci di noi altri sta cercando un percorso più Alternativo. più scusato. Meno. Marema Huaiola e dobbiamo tornare al nord e stiamo a sud. Attraversate a piedi le strisce pedonali giù dalla bicicletta. Codice della strada Docet. E andiamo. Cominciamo. Dio santo. Veda la gomma o sono quelli che non possono? Poi fermano un pochetto, quindi 3 giri si fredda un po' la gomma. Tomma, sì. Vedi che ti scivola da morire qua sotto. La prima frenata e la seconda pegata ad andare piano, perché va via dritta. Che ne avevo detto? Che ne avevo detto, Tomma? Beh, oggi il governatore Zaia deve aver fatto la conferenza. Vediamo un po' che ha detto per domani, dai. Attività motoria e sportiva nel territorio regionale. Oh, pronti qua. È consentito lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo familiare di attività sportiva motoria quali camminata, corsa, ciclismo. Si sale! Lo spettacolo non è solo nei muscoli, ma è quello che la natura ci offre. Questa quarantena ci ha fatto scavare in noi, secondo me, un ricordo di persone che, non vedendole dopo molti giorni, dopo molto tempo, si capisce veramente il valore delle cose, il valore delle persone. E con questo video voglio portarvi 10 curiosità su Ayrton Senna da Silva. 1. Amava la tranquillità ed era generoso fin dalla tenera età. C'ho proprio una voglia di andare a correre in kart, mi manca proprio. Eccoci arrivati a Chioggia Kart con Nicola Baldan. Sor Agostini girerà col mio casco con la GoPro montata. Anche Massa e vedremo come guida Manuel. E anche Alonso. Devi mettere dentro qualcosa qua? Sì, lo sai. Se ciao te lo portassi in carta. Questa sera ci saremo io, vado al Max, Sinaga Ghiri, all'anagrafe Dennis Tarantello e il padrone di casa, tra virgolette, Tommaso Marcon. Accidenti, che botta! Hai qualcosa da dirmi? Mi raccomando, iscriversi al suo canale, mettere mi piace, un commentino qua sotto e basta. Al prossimo video. Buongiorno! Che bel sole c'è oggi. Wow, fantastico. Io devo andare a compiere una missione. Abbiamo un pezzo del bicocca. Dai, mangia. Coraggio.
Padova. E vai. Ponte San Nicolò. Siamo messi bene, direi. Io nel frattempo mangio continuamente. Sto diventando Goku che mangia a rotta di collo. Ci siamo, quella è la basilica di Sant'Antonio. Ci siamo, 5 ore e mezza di camminata. 5 ore e mezza. Eccola, l'impresa è riuscita. Manca 100 metri, ma l'impresa è riuscita. Basilica del Santo, Road to Santo. Beh, ce l'abbiamo fatta. Dai, ce l'abbiamo fatta, anche questa è conquistata. L'evento sportivo Take Your Time 2020 purtroppo non si terrà. Andiamo a rivedere le immagini, a sentire l'adrenalina su ciò che è stato del Take Your Time 2019. Buona visione. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a belli! Sapete oggi dove stiamo andando? Vi porto alla scoperta di una nuova avventura che in Veneto è patrimonio dell'UNESCO. Stiamo andando nella terra del prosecco. Passeremo all'interno di 6 comuni tra Conegliano e Valdobbiadene. 40 all'ora, siamo dietro l'Appetto! Ciao a tutti, buongiorno! Avete visto dove mi trovo? Qui venerdì 16 ottobre 2020 passerà la tappa del Giro d'Italia. Non mollare! Adesso inizia un leggero tratto di falsopiano. Ragazzi e ragazze, ciao a tutti! Quello che ho sempre sperato questa sera è accaduto. 100 iscritti al mio canale, grazie! Ve voglio bene assai, ma tanto bene, sai. 100 iscritti, dai che andiamo! Posso togliermi la mascherina adesso e dirvi che, ebbene sì signori miei, 100 volte dai che andiamo. Posso togliermi la mascherina perché adesso qui sono da solo. Ebbene sì signori e signore, a voi è dedicato questo video perché finalmente ho raggiunto i 100 iscritti al mio canale. Però è solo un piccolo traguardo, Mi raccomando, iscrivetevi. Un iscritto al mio canale qualche mese fa mi chiese: Manuel, ma perché creare video per poi postarli su YouTube? Beh, ho scavato nella memoria, ho scavato nei miei ricordi quando ancora c'erano le lire. Partiamo quindi dalle origini. Sono stato sempre un bambino che viaggiava con la fantasia, amante dello sport a 360 gradi. Principalmente il motorsport. Beh, ve lo dico, il mio sogno era correre il Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1 e quindi ovviamente fare il pilota di Formula 1, ma anche il pilota di auto con ruote coperte. Mi ha colpito poi in particolare il mondo del ciclismo, ho visto cosa vuol dire pedalare, la fatica che si fa sui pedali, e anche tramite l'influenza dei compagni di classe e da buon italiano apprezzo il calcio. Trascrivevo quindi nel diario segreto le partitelle che facevamo durante la ricreazione alle scuole elementari con i palloni che erano i succhi di frutta, a volte pieni, a volte vuoti, e giocavamo fino allo sfinimento finché non suonava la campanella. Oppure le corse con le biciclette alla domenica dietro il patronato, oppure qui sul parco giochi. Trascrivevo quindi i miei sogni in futuro di diventare un atleta professionista e portare a termine grandi vittorie per la mia soddisfazione e per onorare il mio paese. Tutto ciò lo trascrivevo in un diario segreto che poi è diventato un secondo, un terzo, che tengo custoditi a casa mia. Ebbi il mio primo cellulare all'età di 13 anni con cui mi divertivo a scattare foto, ma soprattutto a registrare video per catturare gli elementi più divertenti, più buffi, più strani e anche storici, vedi i mondiali del 2006. E anche che rimasero semplicemente poi nel mio computer e quindi mai postati in rete. A maggio del 2019 mi decisi ad acquistare la mia prima action cam, che è quella con cui sto registrando adesso. L'idea di comprare una fotocamera per uso sportivo ce l'avevo da molto tempo, però a maggio 2019 mi decisi e feci il passo. Acquistai la camera usata ad un prezzo sbalorditivo con degli accessori che si resero utili appunto per la costruzione dei miei video, come il GoCam,
kart, la bici, i vlog e fui felice di questo acquisto. Avendo fin da bambino la passione per il mondo radiofonico e avendo fatto ben 3 corsi per diventare speaker radiofonico, nonostante io abbia trovato le porte chiuse di alcune emittenti radiofoniche, non ho rinunciato alla mia ambizione di mettere i miei contenuti in rete e decisi quindi di aprire il mio canale, capendo che cosa dovevo e che cosa non dovevo fare. È davvero bello così scoprire di essere creativi, di poter creare, scrivere, pensare, montare e poi divulgare, mettere online un video. È davvero bello, penso sia l'arte degli anni 2000 questo modo di porre e creare video. Non rinunciai quindi al mio modo di creare contenuti, anche se non è nell'ambito radiofonico. È bellissimo creare dei contenuti, che sia dal semplice avere il pollice verde a creare una scultura di legno. Anche creare contenuti video è veramente una cosa che, se presa alla mano, ci regala grandi soddisfazioni e me ne sta regalando tante. Caricai qui su YouTube il mio primo video senza montaggi, un semplice start and stop. Nei miei tempi liberi investo il mio tempo o parte di esso su come capire, su come sfruttare al meglio un software editing, capire i trucchi, anche capire angolazioni di camera, capire che cosa a voi, a che cosa l'utente piace. Dopo aver caricato quindi i veri video editati con tanto tempo investito, capii che la strada era giusta. In tutti questi mesi, in tutto questo tempo, ho capito una cosa davvero fondamentale, che fatto è meglio che perfetto. Ovviamente nella mia testa ci sarebbero delle luci spaziali, un microfono potentissimo, una fotocamera full frame con degli obiettivi spaziali, un computer ultra mega potente. Ho capito che l'essenziale ce l'ho e posso crearvi dei contenuti belli e simpatici anche col materiale che ho. E forse anche questo è il segreto della felicità, accontentarsi di ciò che si ha. Ho capito quindi che qui su YouTube che devi raccontare una storia nel tuo modo di essere, in un modo che piace, per poi così essere davvero efficiente. Ho capito che quindi la soluzione vincente è essere bravi ad intrattenere, essere simpatici, quindi farsi anche ricordare, non avere la migliore attrezzatura, ma essere veramente se stessi e colpire il pubblico. Personalmente però mi sono imposto una cosa, che in ogni video dopo video, devo portarvi qualcosa in più, anche una semplice transizione, un testo, una scritta, uno scorrimento, ma deve esserci sempre qualcosa in più, appunto per migliorare. Sta qui nel segreto, nel non accontentarsi mai, nel puntare sempre in alto. Ma voglio quindi e spero che i video dopo video, appunto per questo motivo, siano ancora di più di vostro gradimento. Crescere qui su YouTube è davvero difficile, gli anni passano, i content creator aumentano anche le piattaforme su cui caricare contenuti video. Però YouTube è come quell'amico di lunga data, quell'amico che c'è sempre, su cui potete contare. Vi faccio un esempio: in altri social network, una volta caricato il video, le newsfeed delle altre persone fanno passare il video fino a farlo diventare obsoleto. Qui invece su YouTube, il secondo motore di ricerca al mondo, una volta che si digitano le parole chiave, YouTube ti porta il video anche se caricato anni e anni fa, ed è questa la soluzione vincente, ed è anche per questo che ho accettato questa sfida. YouTube quindi è un diario 2.0, non un diario segreto, dove ognuno può metterci la faccia, può mettere i suoi contenuti che più gli piacciono, che più si sente propri. Ammetto un'altra cosa: pensare un video, scriverlo, registrarlo e montarlo non è una cosa affatto semplice e veloce. Ci vuole il suo tempo, ci vuole calma, sangue freddo ed essere precisi. Ci vuole il suo tempo, sì, per chi non ci campa con YouTube e quindi fa un altro lavoro come me, come penso tante altre persone, dovrà ritagliare parte del suo tempo libero, sacrificare amicizie, amori, attività per appunto creare questa cosa, a meno che non ci sia qualcuno che gli monti il video. Creare quindi un video, editarlo, montarlo, modificarlo, pensarlo, scriverlo, ci si mette del proprio, è come se fosse proprio una forma d'arte. Un artista che crea una scultura, crea un disegno, un fotografo che crea foto, un pizzaiolo che crea una pizza, un artigiano, ci vuole dell'arte e non è una cosa semplice, è una cosa quindi personale, un fatto del tutto personale che può piacere o non può piacere, o lo si ama quel content creator o lo si odia. Mi fa molto piacere
anche essere in questa piattaforma dove ci sono vari content creator, come se fosse un cesto in vimini, non pieno di funghi ma pieno di biglie, dove ognuna di queste biglie rappresenta uno youtuber. Casey Neistat, Alberto Nasca, Vadal Max, Serie A, Inter, di tutto e di più. Utenti che creano video e li postano su questa piattaforma. Mi fa piacere magari pensare che possa essere di spunto o possa essere simpatica una persona per sollevargli il morale per il mio modo di essere, per il mio modo di fare, di pensare, e avergli magari strappato un sorriso. Non andrò in tendenza. Mi piace far tendenza all'ennesima potenza. Avanti Piacenza! Però magari avrò fatto nascere un sorriso a quella persona, ed è questa una grande soddisfazione per me. Tu utente che puoi scegliere un video piuttosto che un altro, mettere un like oppure un dislike, con me non fatelo, grazie, siate clementi. È questo il bello di questa piattaforma, dove ognuno può guardare ciò che vuole, dalla cucina allo sport, all'intrattenimento, alla musica, al trash. Quindi spero che voi iscritti rimaniate fedeli al mio canale, spero di portarvi ancora contenuti creativi. Vi dico già, rimanete collegati, rimanete iscritti, perché dal punto di vista motorsport e ciclismo, ragazzi, siamo in partenza. Hashtag noi abbiamo l'alcol che ci protegge, mezzo meccanico qui super aerodinamico, ruota a profilo alto, una chicca in partenza. Dai che andiamo. Ragazzi, verranno fuori altre cose, questa piccola anticipazione per voi, Vi ho quindi spiegato con questo video, con questa camminata nella natura, nel parco del mio paese, perché ho deciso di creare contenuti video e metterli nel canale. Sono davvero contento, ripeto, di aver strappato un sorriso a qualcuno, forse di aver fatto vedere tappe del Giro d'Italia, piste di go-kart, vlog, e quindi sono soddisfatto del risultato. Iscrivetevi per chi non l'avesse ancora fatto al mio canale YouTube, lasciate un bel mi piace, condividete il video magari se vi è piaciuto. Vi invito quindi a rimanere su questo canale, perché ragazzi, vi ripeto, nel motorsport e nel ciclismo ci saranno varie chicche, e dopo non ditemi che non ve l'avevo detto. Vi ricordo anche il mio canale Telegram, @Manuel Cosimo Muglia. Iscrivetevi, vi ricordo che come l'iscrizione a YouTube, anche al canale Telegram l'iscrizione è gratuita, quindi 0 euro, così potete rimanere connessi e non perdervi neanche un video. Magari vi è sfuggita la notifica su YouTube, però non vi è sfuggita quella di Telegram, quindi two is meglio che one, come dissero tempo fa, giusto? Quindi un saluto da Manuel Cosimo Muglia per gli amici Johnny 3 e soprattutto ragazzi, 100 volte dai che andiamo. Ciao! Ragazzi, ultimissima cosa, dimenticavo, scrivetemi qui nei commenti che cosa vi piacerebbe che io facessi per lo speciale 100 iscritti. Pensateci, valuterò le vostre idee, io qualcosa ho già pensato e dai che andiamo, anzi 100 volte dai che andiamo.